277 è il numero delle edizioni dell'antica Fiera di Arsego, una delle più tradizionali del nostro Veneto, e noi ne parliamo con Daniele Canella e vi ricordiamo che la fiera si svolgerà dal prossimo 18 al 22 ottobre. Daniele Canella. Tutto pronto per questa 277esima edizione dell'antica Fiera di Arsego, una fiera storica, una fiera rinomata, una fiera anche moderna, perché negli anni si è evoluta e l'abbiamo fortemente rilanciata, e quindi c'è molta attesa per le tante attività, le tante iniziative, le tante opportunità che saranno riproposte e che sono tanto attese dal pubblico. C'è anche tanta attesa per le novità di questa 277esima edizione, e in particolar modo penso al ritorno del stand gastronomico della Proloco, che mancava da prima del Covid, e che quindi torna in Campofiera con le sue specialità gastronomiche, si aggiunge alle tante altre opportunità e iniziative che ci sono in tal senso, ma penso anche a spazi, ad esposizioni, a tante cose insomma che siamo sicuri porteranno tanta gente e che la lasceranno sicuramente soddisfatta. Non è un caso se la Fiera di Arsego nasce nel 1747, secolo di grande splendore della Serenissima Repubblica di Venezia, e nasce appunto su concessione del doge Pietro Grimani. Il commercio fa parte del DNA della fiera, i veneziani insegnarono l'arte del commercio a tutto il mondo, noi oggi la tramandiamo mettendo in risalto quelle che sono le eccellenze di un territorio che sa fare, sa produrre, sa innovare, e quindi passiamo dalle eccellenze enogastronomiche, le eccellenze alimentari, le eccellenze artigianali. Quindi abbiamo veramente uno spaccato a 360 gradi della nostra società migliore, che si mette in mostra, si mette in vetrina, e in questa occasione davvero coglie tutte le opportunità che ci sono per portare avanti, oltre che questa tradizione, anche importanti scambi commerciali e tenere questa manifestazione al passo coi tempi. La fiera del bestiame del lunedì mattina sarà il momento clou di questa fiera. È quel momento che tanto attendevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri avi. Era quel momento in cui ci si recava alla fiera per comprare la bestia da portare a casa, con cui insomma poi passare l'inverno, con cui dar da mangiare alla famiglia, con cui fare il latte. Quindi è una tradizione che ci riporta a quello che è l'antichità dei nostri territori, a vocazione contadina, alle nostre famiglie che sono cresciute in questi ambienti domestici contadini e che vedevano appunto nella Fiera di Arsego il momento in cui si andava a comprare la bestia per portarla a casa e portarla in stalla e tirare avanti un po' tutto l'anno. Ecco, oggi noi rievochiamo questo momento, avremo il mercato del bestiame, abbiamo ancora agricoltori appassionati che non solo vengono a vedere i capi di bestiame esposti, ma che vengono a comprarli. Quasi tutti gli anni viene esaurito tutta la merce messa in esposizione, e quindi questo momento non è solo una rievocazione, un appuntamento con la storia, ma diventa anche un'opportunità di mostrare alle giovani generazioni quello che era il modo di vivere e quella che era appunto questa tradizione che tramandiamo con i tempi. Ecco, l'auspicio è che possa continuare per tanti anni, perché è il vero DNA della fiera, il vero DNA del territorio, il vero DNA che ci hanno tramandato i nostri nonni.